Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. O buon pastore, tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta, perdona ancora con pietà infinita. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa Eucaristia, nel quale vogliamo esprimere la nostra riconoscenza e gratitudine al Signore per tutti i benefici che incessantemente ci dà, e oggi vogliamo ringraziare il Signore anche per il dono della vita al confratello Padre Anselmo nel giorno del suo compleanno. Vogliamo affidarci al suo amore misericordioso per essere profondamente rinnovati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ascolta, o Padre, coloro che ti supplicano e custodisci con amore quanti ripongono ogni speranza nella tua misericordia, perché, purificati dalla corruzione del peccato, permangano in una vita santa e siano fatti eredi della tua promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero
tutta la terra di Canaan la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i Giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici: se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i Giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. È la figura di Abramo che accompagna
la comunità cristiana in questo giorno, nel pensiero di Gesù. Di Abramo ci ha parlato la prima lettura nel suo rapporto, nella sua relazione con il Signore, il quale gli fa delle promesse solenni. La terra nella quale è forestiero, una discendenza che ancora non possiede, e un Dio, quel Dio che lo ha chiamato da Ur e lo ha condotto in quella terra e che non ha ancora stabilito l'alleanza con Abramo. Ad Abramo, a queste promesse che diventeranno a suo tempo realtà, Dio chiede il riconoscimento di Lui come unico Signore, come suo Dio, come il suo condottiero, salvatore. E Abramo accoglie questo progetto di Dio, questa richiesta di Dio. Il brano del Vangelo si rifà all'esperienza di Abramo. Tutto ha un perno nel brano del Vangelo e lo troviamo all'inizio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno, che garantisce la vita all'uomo, la pienezza di vita, la realizzazione piena delle aspirazioni profonde che ci sono nel cuore dell'uomo, è l'accoglienza della parola di Gesù, è il custodirla, il viverla nel concreto, quella parola. Ed è proprio quella parola che introduce il credente, il discepolo, in una relazione profonda di comunione con il Signore. Come Gesù ha accolto, osservato la parola del Padre e l'ha trasmessa ai discepoli. Così il discepolo, accogliendo la parola del Maestro, vivendola, entra in una relazione vitale con il Maestro. E Gesù ha potuto esplicitare la sua identità più profonda, quella dell'essere figlio di Dio. 2 volte viene ribadito l'affermazione io sono. È l'autorivelazione di Dio a Mosè, al Sinai, al roveto ardente. Io sono colui che sono. Gesù fa propria questa parola biblica per esplicitare la sua identità con Dio, con il Padre, la sua messianicità. E attraverso l'accoglienza della sua parola, anche l'uomo, il discepolo, entra in questa relazione vitale con il Maestro, con Gesù. Dio è fedele per sempre, in forza delle antiche promesse rinnovate nel sangue di Cristo, chiediamogli il suo spirito e l'intelligenza del cuore, dicendo: fa, o Signore, che ti riconosciamo. Fa, o Signore, riconosciamo. Nella Chiesa, fonte da cui sgorga la vita del tuo Cristo, per tutti coloro che hanno sete. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nelle generazioni di cristiani e di santi che ci hanno preceduto.
Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nella tua promessa di amore che ogni giorno si fa più viva. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nella brama di speranza e di salvezza presente negli uomini. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nel desiderio di felicità e di amore che è nel cuore di tutti. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nella domanda di giustizia che sale dai popoli umiliati. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nella pace che fiorisce da gesti di collaborazione e di perdono. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nel compiersi gioioso e confidente di ogni paternità e maternità. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. Nel Cristo presente nell'Eucaristia, nella parola e nella Santa Chiesa. Fa, o Signore, che ti riconosciamo. O Padre, manda a noi peccatori il tuo Spirito risanatore, perché prepari i nostri cuori a riconoscerti ovunque e ad accoglierti con amore, fino ad essere un giorno con te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e vive nei nostri di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, il sacrificio di riconciliazione che ti presentiamo, perché giorni alla nostra conversione e alla salvezza per la fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà. Agnello di Dio che togli I peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Il canto numero 13. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. Ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà. Ed io lo so che in te, Signore,
la mia speranza si compirà. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, perché con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sii propizio, o Signore, verso il tuo popolo, perché rinunciando di giorno in giorno a ciò che non ti è gradito, trovi la sua gioia nei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 256. Lieta armonia Nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signor. Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creator. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirà in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuor. Lui solo è santo, Lui solo è santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore con voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre di bontà, tu custodisci con amore quanti ripongono ogni speranza in te. Così permangono in una vita santa e sono fatti eredi della tua promessa. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Gloria e lode a Cristo Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo di Giovanni. Allora Gesù disse ai Giudei: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Obiettarono: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto come anche i profeti e tu dici: se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte mai. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose: se glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla.
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco sarei come voi, un bugiardo. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e ne fu pieno di gioia. Allora i giudei controbatterono: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Parola del Signore. Gesù, una parola stupenda. Chi lo accoglie non vedrà la morte. Non è una semplice promessa, è una rivelazione profonda. La morte non è la fine biologica soltanto. Morte è anche vivere chiusi, irrigiditi, senza speranza. Chi invece accoglie Cristo già da ora vive in modo diverso, perché non è più prigioniero della paura di perdere tutto. Scribi e farisei reagiscono male, si aggrappano alla logica del confronto. Abramo è morto, i profeti sono morti e tu? È una reazione anche troppo umana. Quando qualcosa supera le nostre categorie, ci difendiamo. Gesù però non si difende. Dice una parola radicale: io sono, ancora prima di Abramo. È il linguaggio di Dio. Non sta parlando solo della sua missione, ma della propria identità profonda. E qui il Vangelo diventa vertiginoso. La reazione finale è violenta da parte dei suoi nemici. Prendono pietre per scagliargliele. Quando una verità tocca troppo da vicino, la tentazione è di eliminarla. E invece Gesù continua il proprio cammino. La verità non ha bisogno della forza, resta anche quando viene rifiutata. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio della lode gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardi, Padre, il sacrificio di riconciliazione, perché giovi alla conversione del mondo e alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Col digiuno quaresimale vinci le passioni, elevi lo spirito, infondi forza e doni. Per Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, angeli e santi lodano la tua gloria e a te inneggiano i cieli dei cieli, i serafini uniti in etesa esultanza. Santo, 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 il Signore Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi segni della tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. E ricordati, Padre della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione col Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, presbiteri e diaconi. E ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti li metti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutto hai misericordia, doni di aver parte alla vita
insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. Padre, e non abbandoni mai, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente, Signore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardi i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e doni unità e pace, perché ami nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beate gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.
Preghiamo. Saziati del tuo dono, Padre, accogliamo la tua misericordia, così con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci rendi partecipi già da ora della tua stessa vita, della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore con voi. E benedice sempre Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.